Borgo del Prosecco e albergo diffuso. Questo è il futuro di Solighetto, frazione di Pieve, ma soprattutto luogo d'arte, cultura e buona tavola, ma purtroppo anche in costante callo di residenti. Un problema che lo accomuna ad altri luoghi storici e non della Marca del Veneto, dove la popolazione, sempre più anziana, non viene sostituita da nuove famiglie, se non da qualche sporadico esempio di immigrazione dall'estero. Ecco allora dalla Fondazione Fabri l'idea di convertire le abitazioni di Solighetto in residenze temporanee per turisti. La fortuna di Solighetto è che c'è la sede della Fondazione, che da sola può costituire il primo nucleo, che è il nucleo della reception, dei servizi comuni e di quant'altro. I privati potranno liberamente scegliere di aggregarsi o non aggregarsi, di far parte di questa organizzazione. Le abitazioni saranno adeguate allo standard di accoglienza pur mantenendo la loro storicità. Chi è che poi mette i soldi per tutta sta roba? Allora, iniziamo Fondazione Fabri e Comune di Pieve di Soligo. Di quanti soldi stiamo parlando? Stiamo parlando di circa €500.000. Il modello è quello già attivo a Faller, nel Feltrino, borgo conosciuto per il Pont Prussiano. Primo in area UNESCO, primo in provincia di Treviso e uno dei pochi in Regione Veneto. Ma non tutti pare siano d'accordo con l'intervento di recupero che non potrebbe essere applicato in comuni con più di 5.000 abitanti. Signor Sindaco, ma intanto com'è riuscito a ottenere la deroga? Ma guardi, noi abbiamo focalizzato l'attenzione su una frazione, quindi abbiamo immaginato Solighetto come se fosse un piccolo borgo e i requisiti li aveva tutti e rispondeva alle caratteristiche per poter richiedere la deroga. Ma cosa dire agli albergatori che dicono sono posti letto che ci portano via in questo momento di difficoltà? Non credo, anche perché noi qua, soprattutto nella zona dell'UNESCO, puntiamo ad avere un turismo lento, un turismo che vive il territorio e che quindi deve stare sul territorio. Non avrebbe senso spostare i turisti in giro per le altre zone della provincia, quindi cerchiamo appunto di avere questi turisti che rimangono qui, vivono il territorio e se ne innamorano.